La cattedrale di Bourges, con quella di Reims, dedicata a Maria Annunziata, di Laon, svettante servitrice del Re del Cielo, di Noyon, dal curvilineo deambulatorio, di Amiens, eretta con forze telamoniche, Beauvais d'orgoglio che sfida Babele, Senlis dal multiforme aspetto, Chartres, santuario mariano, le cui sculture umanistiche superano il gotico, fanno corona a Notre-Dame de Paris, la celeberrima. Tuttavia, quella di Bruges, per leggerezza di masse, per la composizione verticale, le linee degradanti verso l'alto, ossimero architettonico, può considerarsi l'esempio più emozionante del gotico francese. Una cascata di pietre verso il blu. Nel Medioevo dei menestrelli, cantastorie, uomini umili, anziché combattere per bottini, fedi di copertura ed ipocriti ideali cavallereschi, innalzarono per un pasto quotidiano una preghiera di sasso nello spirito di Tommaso d'Aquino, ovvero una Bibbia visiva per poveri, grazie a sculture e vetri luminosi, realizzata, come vedremo, per la vita dei reali di Francia. Le pietre le abbiamo ascoltate a Firenze e i maestri dei mostri hanno raccontato le sculture. Stavolta sentiamo il vibrarsi delle finestre colorate. L'Annunciazione avviene sotto una cupola azzurra, ad 8 vele gonfie di gigli d'oro, simbolo regale. Quello bianco dell'Immacolata Concezione è in un vaso ai piedi di Maria che, seduta in trono, legge la Bibbia. Ha il volto pallido di chi vive reclusa o sotto un cielo grigio, i capelli biondi, lunghi e sciolti, su un mantello d'ermellino oro bordato. L'angelo, la cui identità sessuale è per sua natura incerta, ha completato lo scritto, un messaggio che non può essere udito, il prologo e la conclusione d'un concepimento. Una nota di realismo nel manto il cui bordo inferiore travalica il pavimento sospeso su benauguranti foglie d'accanto e per uscir dal vetro che lo contiene. Le ali sono un incanto. La bianca, di piume leggere, oscura l'altra e sopra la punta di quest'ultima, su una nuvola sporgente, Eva assiste coprendosi i seni. Adamo è sull'altro lato dell'arco trilobato. La morte di Saint-Étienne, Santo Stefano in italiano, è un gioiello prospettico. Lo vediamo ricomposto dopo la lapidazione avvenuta nel 36 d.C. Le pietre sono in primo piano. Tra le figure che si prostrano dovrebbe esserci Paolo. Questi, nelle lettere agli Apostoli, scrive: allorché i miei soldati versarono il sangue di Santo Stefano, ero presente e applaudii. Ero in cammino per Damasco e sentii la voce di Dio: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Gli edifici sono in stile tardo rinascimentale,
con un presagio di barocco nella facciata della chiesa destra, circostanza comprensibile nelle vetrate laterali che risalgono al XV e XVI secolo, mentre le altre sono del XII e XIII secolo. La cattedrale è dedicata al primo diacono martire ed invetrata assistiamo alla scoperta della sua salma. L'evento accadde a Gerusalemme attorno al 415, nel cuore della cristianità. Ignoriamo come chi l'abbia traslato. La venerazione delle sue reliquie coinvolsero l'imperatore di Costantinopoli, che vediamo inginocchiato davanti all'arca. La scena è inquadrata in uno spicchio ove il colore prevalente è il rosso, ma domina quasi di luce propria il giallo dell'altare. A Roma sarà smembrato in parti anatomiche eccedenti l'anatomia. Il corpo intatto, infatti, sarebbe a Venezia, reliquie a Costantinopoli, a Napoli, a Ravenna e ovviamente a Roma. Sisto II, 24° vescovo di Roma, lo vediamo in un manto viola impreziosito da sfumature e volute capaci di creare un volume. Al suo fianco, con aureola rossa, è San Lorenzo, che Sisto avrebbe incontrato, si legge negli atti di San Lorenzo, prima del martirio avvenuto il 6 agosto del 258 per volontà dell'imperatore Valeriano, l'ultimo dei persecutori. Il riquadro successivo è dedicato a San Lorenzo, nell'atto di guarire una giovane donna. La continuità dei colori consente di seguire la storia dei martiri. Così i colori dei profeti sono il bleu deciso, il verde morbido e il giallo opaco. Gli apostoli indossano il blu luminoso, il giallo chiaro e il rosso del corallo. In un dettaglio dell'Assunzione è rappresentato con sorprendente realismo il maresciallo di Montigny, una dinastia di eroi. Galon di Montigny, nella battaglia di Bouvines del 1214, alzava ed abbassava lo stendardo di Francia di cui era portatore per segnalare ai commilitoni dove era caduto da cavallo il re Filippo Augusto ed in attesa dell'arrivo dei soccorsi difese il re a colpi di sciabola. Giovanni di Montigny, durante la carestia che affliggeva i poveri di Parigi, sotto il regno di Luigi XI, distribuì al popolo parte della sua fortuna. Uomo di rara eloquenza e severa probità, venne innalzato nel 1471 al rango di primo presidente del Parlamento di Parigi. Quello che vediamo rappresentato è Francesco, nato nel 1554, allevato alla corte di Enrico III, eroe di avventure galanti, ma al servizio di Enrico IV meritò in battaglia il titolo di governatore di Parigi ed il bastone di maresciallo nel 1615. Morì il 9 settembre 1617 e fu sepolto nella cattedrale di Bourges. Avvolto in un manto di seta e all'interno, in velluto, morbidamente aperto su un lato, lascia intravedere una gamba solida sotto calzoni a paggetto, impreziositi da borchie dorate.
il volto è di realismo scultoreo, la barba bianca soffice cotone, alle sue spalle un sepolcro, o forse un pulpito di marmi rari con modanature rinascimentali. San Supplicio, detto il Pio, conclude questa nostra selezione. Fu vescovo a Bruges nel 624 e il 17 gennaio del 47 morì. Aristocratico di nascita, fu cappellano presso la corte di Clotario II, re dei Franchi. Completò la cristianizzazione sradicando il paganesimo e convertendo gli ebrei. Fu maestro di due santi, Remacio e Desiderio di Cahors. L'assistenza ai poveri e malati lo rese celebre e si vuole che i suoi funerali fossero ripetuti per consentire alla gran folla dei fedeli di parteciparvi. La chiesa di Saint-Sulpice a Parigi è la seconda per importanza, sede della Compagnia dei Sacerdoti del San Supplizio, oggi seminario dell'Arcidiocesi di Parigi. Contiene una meridiana citata da Umberto Eco nel Codice da Vinci come luogo attraversato dalla meridiana di Parigi. Alle 12 di ogni equinozio di marzo, ossia a Pasqua, il Sole attraversa una lente della vetrata del transetto a sud per toccare la linea d'ottone inserita nell'obelisco. La cattedrale di Bruges, monumento storico di Francia, dedicata, come abbiamo detto, a Santo Stefano, che convertì San Paolo, il fondatore della teologia cristiana, e che raccoglie le spoglie del vescovo Supplicio, evangelizzatore dei Franchi, nonché ispiratore della Compagnia dei Suppliziani, una congregazione impegnata nella formazione dei vescovi colti ed attenti a tutelare l'autonomia della Chiesa di Francia, fedele ai suoi reali. La costruzione simbolica è evidente. La città di Bourges fu il baluardo della continuità dinastica dei Franchi. In essa riposa il maresciallo Montigny, valoroso combattente a Rouen e ad Amiens e coraggioso salvatore del principe Enrico IV, assalito e ferito nel suo studio da un traditore. La definizione della cattedrale di Bourges quale cuore della Francia è appropriata ed un cuore leale, ove anche il vetro narra la nobiltà.